Torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri il Castrum Favara, che dopo aver vinto all'ultimo istante il derby dell'Esseneto contro l'Acragas si ritrova ad affrontare un'altra squadra che sta cercando di tirarsi fuori dalla zona medio-bassa della classifica, ovvero sia il Licata, affidato nuovamente alla guida tecnica di Pippetto Romano. Con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano andiamo a vedere il film della partita. Poche le palle gol nel corso soprattutto del primo tempo. Qui l'avanzata sulla destra di Camilleri che fa scendere il pallone, lo crossa al centro, prova ad arrivare Varela che viene anticipato dall'intervento giudicato regolare dal direttore di gara, poi cerca di attaccare con Lucchese, il Licata crossa al centro, il colpo di testa di Minacori con la palla che sorvola la traversa, poi a un certo punto va a terra Scuffia che avverte un lieve malore, il gioco si ferma per qualche minuto, poi come stiamo per vedere l'estremo difensore del Castrum Favara si rialza ed è pronto a riprendere il gioco. Calcio di munizione per il Castrum Favara, ci prova Baglione, l'eroe del derby, la palla rimbalza davanti a Rossi che riesce a smanacciare, poi serie di trattenute al centro dell'area di rigore, in una di queste c'è la manata ai danni di Vaccaro da parte di D'Antona, rosso diretto da parte del direttore di gara, e dunque Licata che per tutto il secondo tempo e parte del primo rimane con l'uomo in meno, ma attenzione però all'ultima palla gol del primo tempo è proprio per il Favara, colpo di testa di Mbaye, rimane fermo Scuffia, la palla esce di poco. Con le immagini passiamo al secondo tempo in cui il Castrum Favara cerca di imprimere ritmo. Qui Vaccaro con la giocata sulla sinistra vede libero la piana, lo serve il numero 10, carica la conclusione che però si alza sopra la traversa, si rammarica il numero 10 della formazione di mister Infantino, che poi deve difendersi da questo tentativo da parte del Licata con questa conclusione dalla distanza messa tra le braccia di Scuffia, poi tentativo di Vaccaro che non impegna più di tanto Rossi. La partita prosegue, altro calcio di punizione, ancora Vaccaro cerca la porta col sinistro, non la trovano dei più intraprendenti l'ex giocatore tra le altre del Palermo, che qui prova ad innescare la piana, il quale da posizione impossibile calcia sul primo palo, blocca tutto Rossi, poi ancora Vaccaro, questa volta alla battuta della punizione verso il cuore dell'area. Rossi in uscita smanaccia, mette il pallone in calcio d'angolo, poi spinge la Duca con il cross a cercare Varela, c'è la chiusura in calcio d'angolo da parte dei difensori del Licata. Qui Rossi pressato rischia qualcosa, per poco non perde palla, in qualche modo la allontana addosso ad un giocatore del Castrum Favara, poi proprio dal rinvio del numero 1 del Licata arrivano i tre fischi da parte del direttore di gara. Finisce 0-0 il derby siciliano tra Castrum Favara e Licata, un punto per uno che muove la classifica, forse più utile per la squadra di Romano che per quella di Infantino. E da Sportisile è tutto, alla prossima!